Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta in diretta dal Comunale di Villa Cidro. Grazie alle immagini di Francesca Sini per il racconto della gara tra Villa Cidrese e Nuorese, valida per la 36esima giornata del campionato di eccellenza. Punti salvezza importanti in palio quest'oggi. La Villa Cidrese ha bisogno ancora di un punto per l'aritmetica, anche se molto dipenderà dal risultato del Lanusei contro il Budoni. In caso di mancata vittoria del Lanusei contro una delle due capolista, anche in caso di sconfitta oggi la Villa Cidrese potrebbe dirsi salva. Villa Cidrese che è 12esima con 41 punti in classifica, 9 punti appunto sul Lanusei che occupa la prima zona playout che invece l'Anurese vorrebbe agganciare in questo momento la formazione di Francesco Picconi, è terzultima con 28 punti in 33 giornate, a meno 1 però dai playout dal Monastir, meno 5 dalla salvezza diretta, ed è reduce dal quinto risultato utile consecutivo in campionato. 1-1 contro la Ferrini, rete di Saura a rispondere al gol di Boi. Nuorese in completo classico verde-azzurro, Villa Cidrese in completo rosso. Sarà proprio la Nuorese a dare il via al calcio d'inizio della sfida diretta da Salvatore Fresu della sezione di Sassari. Antonio Carbini di Olbia e Michele Acciaro di Alghero invece sono i due assistenti. Aspetta proprio l'ok da parte dei due collaboratori del fischietto sassarese per dare il via alla sfida. Villa Cidrese che schiera Chiriti tra i pali, Pittau, Lussu, Carboni, Lanos, Caballero, Muscas, Cirronis, Liliu, Alfarano e Palermo. Risponde la Nuorese con Cocozza, Peana, Puddu, Tiddia, Rantuccio, Piriottu, Animo Bono, Giorgi, De Murtas, Cocco e Saura. Queste le scelte di mister Picconi. È iniziata Villa Cidrese Nuorese, primo pallone giocato nella zona forse più complicata di oggi del Comunale, dove c'è una pozzanghera, un Alfarano che prova a scappare via, non riesce però a passare, rimessa laterale battuta dalla Nuorese che fa girare il pallone, si passa dai piedi di Cocco, una magia per trovare Nimo Bono, si va in verticale dove però c'è la chiusura di Lanos, poi Liliu qui a subire il contatto duro di Alberto Tiddia, l'arbitro lì vicino lascia giocare, la Nuorese invece butta fuori il pallone proprio per permettere eventuali soccorsi a Liliu. Problema alla spalla per il numero 9 della Villa Cidrese che si deve avvicinare alla panchina. Non è andato via neanche un minuto, già problemi fisici per la Villa Cidrese. Alfarano va a restituire il pallone a Cocozza, mentre Peana va ad accertarsi delle condizioni di Liliu, quindi si gioca in 10 contro 10. Fuori Liliu, ma anche Peana momentaneamente fuori, adesso riprende posizione in campo mentre il gioco continua a svilupparsi nell'unica zona dove c'è una pozzanghera, che è il comune di Villa Cidro. Con le mani va Pittau alla ricerca di Palermo, altro contatto duro, stavolta coinvolto Animo Bono, si rialza senza troppi problemi, guadagna metri la Villa Cidrese con un'altra rimessa laterale, messa laterale alla ricerca di Palermo, non riesce a tenerla lì, continua a restare fuori Liliu. Forse c'è già bisogno del cambio in casa della Villa Cidrese che attacca in inferiorità numerica con Muscas allargatosi sulla destra, prova a scambiare con Alfarano, subisce invece fallo vicino alla rimessa laterale. Eccolo qui, già un cambio, sfortunatissimo Liliu, la sua partita non è durata neanche un minuto. Ancora in panchina Liliu, sveste invece la pettorina Diego Pinna.
Sarà Alfarano battere questo calcio di punizione alla ricerca dei saltatori. Il cross sul secondo palo per il colpo di testa di Lanos. La parata di Cocozza a negare il vantaggio alla Villa Cidrese. Poi Muscas che prova a prendere spazio, la mette forte e tesa bassa. Non arriva nessuno della Villa Cidrese, allontana la difesa ospite. Ma che occasione questa con Lanos, attenzione a Caballero, la mette giù bene l'argentino. La riapertura per Alfarano che prova a saltare Piriottu. Contatto stavolta giudicato regolare dall'arbitro. Il rinvio dal fondo per Cocozza, autore di una gran parata su Lanos poco fa. Invio lungo, raccolto però da Alfarano che la mette giù molto bene, si lotta da terra, alla fine rimessa laterale per la Villa Cidrese con Pitao che va alla ricerca della solita corsa di Alfarano, palla inviata direttamente in tribuna, continua a guadagnare i metri, allora la squadra di Mister Mannu. Con le mani Piriottu alla ricerca di Saura, la chiusura di Caballero, pallone allontanato ancora in rimessa laterale. Andrà per l'ennesima volta Simone Pitau. La ricerca di Palermo, se la alza con il tacco, prova ad arrivare su questo pallone, arriva anche Carboni in maniera un po' troppo irruenta. C'è il fallo su Andrea Nimobono. Mano a terra dolorante, il numero 7 aveva già subito in precedenza un contatto abbastanza duro, in quel caso con Palermo. Avvio di gara non fortunatissimo per i giocatori in campo. Villa Cidrese costretta al cambio con Lilliu che dopo neanche un minuto si è infortunato alla spalla. Al suo posto è entrato a freddo Diego Pinna. Adesso invece ci sono problemi per l'Anuorese con Andrea Nimobono. Cocco apre il gioco dall'altra parte dove c'è Giorgi, prova a metterla giù sulla pressione però forte di Muscas. Ancora l'Anorese che prova ad avanzare per vie centrali, c'è Caballero, apre il gioco dall'altra parte alla ricerca di Alfarano, buona la chiusura di Piriottu, colpo di testa, altra rimessa laterale per la Villa Cidrese. Diego Pinna prova ad andare in verticale da Diego Alfarano. Serie di colpi di testa, alla fine la mette giù De Murtas. Prova ad andare da Saura per vie verticali basse, stavolta il numero 9 intercetta Carboni, prova a far ripartire il gioco da Lanos, pressato da Cocco, va lungo alla ricerca di Muscas in una zona dove c'è anche Silvio Puddu. Messa laterale stavolta per l'Anuonese che si appoggia a Tiddia. Il lancio lungo, la chiusura di testa di Lanos dove però ci sono solo maglie verdi e azzurre. Può avanzare Nimobono, allarga il gioco dove c'è Piriottu con il sinistro, il lancio alla ricerca di Saura, scavalcato, ancora a spingere l'Anuorese sulla destra, palla allargata dove c'è Cocco per vie centrali, Caballero intercetta un pallone un po' a metà tra Saura e De Murtas, prova a ripartire la Villa Cidrese. Alfarano in pressione con sicurezza, l'Anuorese in uscita, poi ancora un lancio che scavalca Saura. Bello questo anticipo invece di Puddu, può spingere con Cocco che vorrebbe tornare dal suo terzino, intercetta Lussu, poi Lanos, lancio
deviato in rimessa laterale proprio da Puddu. Altra palla per Saura, scavalcato per l'ennesima volta da questo pallone. Controlla senza problemi Aleandro Chiriti. Carboni, colto in controtempo Alfarano, non ne approfitta però Piriottu. Riesce giusto a mettere il piede, concedere l'ennesima rimessa laterale. Questo avvio di gara alla squadra di Graziano Mannu. C'è la chiusura di testa di TD, attenzione alla zona Pozzanghera, Caballero riesce ad allontanare Pittao col suo mancino, il lancio lungo per Diego Pinna, la posizione è irregolare, fuori gioco di Diego Pinna, sembrato effettivamente partire oltre riga difensiva su questo lancio indirizzato a Palermo. Da correggere però la posizione. Questo calcio di punizione lancio lunghissimo alla ricerca del solito Saura, stavolta riesce a spizzarla di testa l'argentino ma finisce direttamente tra le mani di Aleandro Chiriti, far ripartire un altro argentino come Agustin Lanos. Apertura per Lussu. La finta di Lussu, si prende un bel rischio, arriva anche Cocco in raddoppio ma poi riesce a trovare Diego Pinna in verticale, ha spazio Diego Pinna, se lo prende tutto, entra in area di rigore, lo scarico per Muscas, il controllo, c'era sul mancino il salvataggio forse di Palermo a negare il gol a Muscas. Resta in proiezione offensiva la Villa Cidrese con Alfarano, non c'è spazio, prova comunque a puntare ancora ad avanzare sulla sinistra, Muscas a duellare con Puddu. Adesso palla che resta lì in zona bandierina, prova ad uscire Silvio Puddu, palla che invece è stata portata fuori, allora rimessa laterale per la Villa Cidrese. Lussu con le mani va lungo alla ricerca di Alfarano, colpo di testa in chiusura di Puddu, poi palla allontanata, la Nuorese che però deve concedere un'altra rimessa laterale. Una Villa Cidrese che ci sembra partita forte per chiudere definitivamente i conti salvezza. Serve un punto alla squadra di Mister Mannu per non dover guardare il risultato del Lanusei. Palla lunga per Muscas che riesce forse a guadagnare il calcio d'angolo, sì, conferma l'arbitro il corner, stavolta sul lato sinistro. Andrà come sempre Diego Alfarano alla battuta. Attenzione a Lanos che si è reso pericoloso sulla precedente punizione. Cross ancora alla ricerca di Lanos e Palermo, colpo di testa provato da Muscas, quasi al limite dell'area. Non coglie impreparato Cocozza che con le mani prova a far ripartire i suoi. Protegge Lussu invece la rimessa laterale con Cocco che non è riuscito ad agganciare e a ripartire a campo aperto. Carboni sotto pressione, torna dietro da Lanos. Si va anche da Chiriti, di prima il pallone per Caballero, adattato in un ruolo il centrocampista argentino che ha già occupato nel corso di questa stagione proprio in assenza di uno dei centrali titolari. Abbiamo visto quella posizione anche nel finale dell'amichevole giocata contro il Cagliari qui mercoledì a Villacidro. Caballero in verticale da Alfarano, prova a puntare Pirotto, ancora le finte di Alfarano, spazio per il cross morbido, esterno della rete, velenosa però la traiettoria del numero 10.
Altro lancio di Cocozza, interviene Carboni, Diego Pinna la controlla con la coscia, prova ad allargare il gioco dove c'è Alfarano che era fuori posizione, è stato però fischiato un fallo a favore della Villa Cidrese con l'arbitro che va a richiamare forse Rantuccio, motivo per cui ferma anche il gioco. Posizione un po' troppo avanzata questa, dove ha posizionato la palla Carboni rispetto a dove invece è arrivato il contatto irregolare. Caballero, la gioca corta per Carboni, pensa al cross, Carboni, bella palla da pescare Cirronis che era in fuorigioco. Cercato la girata di testa, prima intenzione verso la porta di Cocozza, un po' di testa che non ha sicuramente preoccupato il portiere della Nuorese. Avrebbe forse anche potuto agganciare lì Cirronis, capitano oggi della Villa Cidrese. Bruno è in panchina a vuoto, nel frattempo Caballero che sostituisce proprio Bruno, cerca De Murtas, Saura, chiusura di Lanos. Guadagna metri la Nuorese dopo un avvio partita non semplice. Adesso prova a farsi vedere lì in avanti. Il pallone per Tiddia, pensa al cross, Tiddia, bella palla tagliata, ritorna a tre piedi del numero 4 che stavolta si appoggia a Cocco, prova a crearsi spazio in un fazzoletto al limite dell'area, c'è la chiusura, non riesce a ripartire neanche Diego Pinna che si libera però dalla marcatura di Tiddio, va in avanti da Palermo che la tiene giù molto bene nel duello tutto argentino con Rantuccio. Palermo ha subito anche un bel colpo, resta a terra Dolorante ma si gioca con De Murtas che pensa al tiro, c'è la chiusura di Cironi, ancora De Murtas ad insistere. Poi la Villa Cidrese che prova a ripartire con Caballero, Lussu. Si è rialzato Palermo, lancio lungo per Muscas, solito duello con Puddu che chiude Luca Muscas in rimessa laterale. Carboni, Alfarano per vie centrali, adesso il numero 10 che ha cambiato fascia e prova a guadagnare spazio sulla sinistra. Ancora Alfarano, passa Diego Alfarano sul fondo, non riesce a tenere in campo questo pallone, aveva fatto quasi tutto bene. Il giocatore pugliese arrivato a febbraio a Villa Cidro. A proposito di Puglia, Lorenzo Cocozza va al rinvio lungo, Luca è arrivato dall'eccellenza pugliese. Muscas, Diego Pinna prova ad avanzare sulla sinistra, c'è la chiusura di Tiddia, fallo poi di Diego Pinna. Lancio lungo con Lanos che va ad anticipare Saura. Zona Diego Pinna e Silvio Puddu. Alla meglio il giocatore della Nuorese. Palla che poi rimbalza dove c'è Saura che si è allargato sulla destra. Non riesce a tenerla in campo. L'attaccante argentino arrivato a gennaio. Muscas non riesce a controllarla, buona la chiusura di Tiddia che si appoggia da Peana, poi Animo Bono dietro a rischiare qualcosa sulla pressione di Palermo che prova a prendere il pallone a Rantuccio, senza fallo Palermo davanti al portiere, cerca il tocco sotto, la parata di Cocozza che si salva. Che occasione per Ridwan Palermo, ha recuperato un pallone clamoroso dai piedi di Joaquin Rantuccio. Non ha punito poi davanti a Cocozza. Poi pallone messo fuori da Lorenzo Cocozza. Sono forse problemi per
il portiere della Nuorese si toglie i guanti. Allora probabilmente costretto al cambio anche mister Picconi. Pronto ad entrare Edoardo Scarcella. Capire se l'infortunio è avvenuto proprio in questa situazione in cui veramente Cocozza ha fatto un mezzo miracolo col contributo però anche di Palermo, che davanti al portiere non ha punito come un attaccante che si sta contendendo il titolo di capocannoniere del campionato vorrebbe. Pallone restituito a Cocozza, che per il momento resta in campo. Si è rimesso i guanti, continua però a prepararsi Scarcella. Saura non riesce a tenere il pallone, rimessa laterale per la Villa Cidrese sulla sinistra, affidata a Lussu. Si muove Carboni, Lussu preferisce andare in avanti dove c'è Palermo, con spazio Palermo, la sponda per Cirronis, palla alzata poi da Tidia, De Murtas di prima, vuole andare in verticale da Saura, ha capito tutto Caballero che prova a lanciare Diego Pinna, colpo di testa di Palermo buono per Alfarano che ha spazio per l'1 contro 1, preferisce invece il cross alle spalle della difesa, c'è la chiusura di Peana, palla che poi arriva dove c'è Muscas, la rimette morbida dentro, palla che rimbalza in area di rigore, la allontana solo ora la difesa della Nuorese con Cocco, Saura ancora Cocco, non anticipato da Carboni. Ancora Carboni che prova ad aprire il gioco a vuoto. Pirotto favorisce Alfarano, entri in area di rigore Diego Alfarano, c'è spazio forse per metterla a rimorchio, arriva però la chiusura di Rantuccio, poi Alfarano cade in area di rigore, contatto non da penalty, forse anche scivolato il numero 10 mentre prova a ripartire la Nuorese. Caballero da dietro sporca il pallone a Saura, poi in qualche modo la palla arriva dalle parti di Cocco, ancora il numero 10, la bandiera della Nuorese ad allargare il gioco sulla destra. Tidia, la finta a mandare a vuoto Carboni, avanza ancora Tidia, chiusura di Cirronis, Tidia vince però anche il contrasto con Alfarano, poi arriva Diego Pinna e c'è il fallo di Tidia che va a prendersi il primo cartellino della partita. Gioco che potrà ripartire dopo il fischio dell'arbitro. Prende posizione lancio per Palermo, fiscale qui l'arbitro. Caballero ha battuto forse mezzo secondo prima del fischio. Bisogna aspettare il fischio di Fresu per poter ripartire visto che c'è stata la munizione. Altro lancio di Caballero, allora stavolta non trova Diego Pinna, Cocco di prima per Saura, Lanos riesce un po' di esperienza a sbilanciare Saura, poi controllare il pallone, ritornare da Chiriti, nuovamente Agustin Lanos, va in verticale alla ricerca di Muscas, sovrastato da Puddu, palla per Diego Pinna, attenzione al movimento centrale di Cirronis, rimpallo che favorisce Cocozza, e continua a stare in campo. Scarcella tornato a sedersi in panchina, dunque dovrebbe proseguire la partita del portiere classe 2001. Adesso al lancio lungo, la mette giù, almeno ci prova Giorgi, poi a palla lontana questo lancio, contatto Peana Diego Pinna e quest'ultimo a commettere fallo. Lancio di punizione per la Nuorese già battuto. Peana alza altissimo questo pallone, direttamente nella tribuna opposta rispetto alla nostra postazione. Carboni prova ad avanzare, va a lungo da Muscas
esce Cocozza con i piedi, lo fa bene, c'è della rimessa laterale alla Villa Cidrese. Lussu prova a venire a giocare in mezzo al campo, prova un'iniziativa personale, trova però sulla sua strada Puddu, concede un'altra rimessa alla squadra di casa. Viene incontro Alfarano, prova a prendere posizione anche Diego Pinna che poi attacca lo spazio, non riesce ad agganciare il giocatore entrato dopo neanche 3 minuti al posto di Alberto Lilliu, fortunato alla spalla dopo una quarantina di secondi. Giocatore scelto per fare coppia con Palermo per questa partita. Cocozza al rinvio lungo, spizzata di Tidia, non ci arriva Giorgi, c'è stato comunque un ultimo tocco di un giocatore della Villa Cidrese, rimessa laterale per la Nuorese, affidata a Puddu, viene incontro Animo Bono, forse preferisce andare più in avanti Puddu, a tutto il contrario invece va da Peana che ha spazio per tornare dal numero 3, poi altro lancio per Cocco, allontana Lanos sui piedi di Animo Bono, riesce a trovare il corridoio per Cocco, ancora Fabio Cocco, riesce a trovare Animo Bono con la pozzanghera che stava andando a favorire il numero 7, che non ci ha creduto su questo pallone. Caballero all'ultimo salva e fa concedere il primo calcio d'angolo della partita alla Nuorese. Va Cocco, la gioca corta per De Murtas, il controllo, prova a rimettere il pallone dentro. Carboni chiude, concede un altro calcio d'angolo. Cocco prova a prendere posizione Saura, il colpo di testa invece di Rantuccio, che non trova lo specchio della porta difeso da Leandro Chiriti. Chiriti al lancio per il solito Palermo, colpo di testa di Rantuccio, Palermo a terra, Villa Cidrese che avanza sulla destra dove c'è Alfarano, può provare a puntare Piriotto, ancora Alfarano, prende il fondo, altro cross deviato da Piriotto, anzi no, colpita malissimo da Alfarano, rinvio dal fondo allora per Cocozza, ha preso un effetto strano il pallone. Non per la deviazione del difensore, ma come ha colpito invece il pallone Diego Alfarano. Saura prova a prendere posizione, Lanos da dietro interviene di testa, potrebbe anche lanciare Palermo nello spazio, c'è la chiusura di Peana, poi non riesce a tenerla in campo Giorgi. Messa laterale battuta dove c'è Carboni, torna da Lussu, alza la testa, lancio, poteva essere buono per Pinna, chiusura di Peana, Animo Bono, non sa chi scaricare, poi vede De Murtas per vie centrali in verticale da Saura che vede Piriotto sulla sinistra, ha spazio Piriotto, mette dentro il cross, Chiriti allontana con i pugni, poi a vuoto Carboni. Questa poteva essere una bella occasione per la Nuorese, adesso Cirroni si allarga per Alfarano, c'è spazio per ripartire, Alfarano, altra palla alle spalle della difesa, stavolta troppo lunga per Palermo con Diego Pinna che aveva tagliato invece sulla parallela di Alfarano. Ancora Lanos a vincere il duello aereo con Saura, commettendo stavolta fallo. Calcio di punizione per la Nuorese con Fabio Cocco sul punto di battuta. Salgono ovviamente i saltatori, Cocco batte a sorpresa per Animo Bono che non riesce ad agganciare, prova a spingere comunque su questo pallone. Questa era un'altra potenziale chance per la Nuorese.
l'esperienza di Cocco, ha provato a cogliere di sorpresa la difesa della Villa Cidrese su questo calcio di punizione battuto velocemente, non ne ha approfittato Andrea Animo Bono, più giovane in campo, classe 2006, fallo stavolta di Rantuccio su Ridwan Palermo, con Pinna che deve arretrare. Il pallone per la battuta di questo calcio di punizione è affidato a Carboni. Allarga il gioco sul lato opposto dove c'è Muscas, entra dentro Lussu, Muscas vuole spazio per il fondo, poi mette dentro il cross col mancino, buono per Palermo, ostacolato dal Farano e c'è anche il fallo di Ridwan Palermo. A terra Rantuccio, questo duello argentino ingaggiato con Palermo, si rialza senza troppi problemi, centrale della Nuorese. Cocozza alla ricerca di Saura, Cirronis alza il pallone di testa, De Murtas lo mette giù, Cocco la rialza nuovamente per De Murtas, vorrebbe tornare dal suo capitano, interviene 2 volte Cirronis, concede rimessa laterale alla Nuorese, Piriotto la batte forse troppo di fretta alla chiusura di Pittau, ancora Pittau, Animo Bono la mette giù, Diego Pinna a dare una mano, Carboni a intervenire, contrasto duro sul pallone che alla fine favorisce De Murtas che qui con un gran numero si libera. Poi attenzione a Piriotto Alfarano, gioco già fermo. Murtas ha fatto una gran cosa per liberarsi della pressione e guadagnare questo calcio di punizione. Punto di battuta c'è ovviamente Fabio Cocco, anche Peana, mentre Piriotto viene richiamato dall'arbitro, si avvicina anche Alfarano. Mettere un po' di calma. Salvatore Fresu della sezione di Sassari, designato con Antonio Carmini di Olbia e Michele Acciaro di Alghero per dirigere questa sfida a salvezza. Serve un punto alla Villa Cidrese. La Nuorese dopo questa invece giocherà con Ghilarza, soprattutto all'ultima con la Monastir Cosmoto, quello che si preannuncia quasi come un playout anticipato. Attenzione a Cocco, c'è la chiusura di testa di Caballero. Diego Pinna prova a crederci su questo pallone, lo tiene in campo, lo tiene vivo, alla fine però la Nuorese che può ancora spingere. Attenzione a Giorgi, prova a superare Caballero, torna Diego Pinna, altra chiusura di De Murtas, cross messo dentro, Saura sponda per Rantuccio che cade a terra. Non c'è nulla, Palermo a fare il difensore centrale e a lanciare Alfarano, un po' sbilanciata la Nuorese, ne può approfittare Alfarano, prova ad entrare in area di rigore, si rinnova il duello con Pirotto, ancora Alfarano che riesce stavolta a tenerla in campo, metterla dentro, ma è facile per Cocozza bloccare. Già ripartita la Nuorese con Cocco, sterzata, cambia il gioco Fabio Cocco, la ricerca di De Murtas, chiusura di Lussu. Palermo prova ad agganciare con Animo Bono, commette il fallo Ridwan Palermo però sul numero 7 della Nuorese. Ha recuperata Palermo, vede fuori dai pali Cocozza, ha provato l'Eurogol, poi va a chiedere scusa ad Alfarano perché questa era una potenziale chance per andare in contropiede, affidarsi proprio alla velocità di Diego Alfarano che con i suoi strappi ha fatto la differenza nell'ultima parte di stagione con la maglia della Villa Cidrese. Uno che però ha fatto la differenza per tutto l'anno è stato Ridwan Palermo, 22 gol in campionato, a -1 da Caddeo del Ghilarza che è primo nella classifica marcatori prima di questa giornata. Andremo anche a curiosare i risultati degli altri campi mentre avanza la Nuorese con il fallo su Giorgi che aveva tagliato dentro. Calcio di punizione da zona molto interessante questa, vorrebbero forse un cartellino i giocatori della Nuorese. L'unico ammonito per ora resta Alberto Tiddia.
Soliti Cocco e Peana sul punto di battuta, lì vicino c'è anche Luca Giorgi. Vediamo se cerca addirittura la battuta in porta. 4 in barriera per Chiriti, anzi no 3, Carboni si allontana, Palermo alza i centimetri in barriera. Si allontana Peana, Cocco direttamente in porta, palla alta con deviazione della barriera. Sarà calcio d'angolo per la Nuorese, che prova a spingere in questo finale, in quest'ultima parte di primo tempo. Una decina di minuti abbondanti all'intervallo. Solito Cocco dalla bandierina. Il cross sul primo palo con Peana. Rantuccio non riesce a rimetterla dentro. Lussu interviene e recupera. Prova a ripartire Lussu. Tante finte per liberarsi di Cocco, che però è bravissimo a tenere 1 contro 1. E infatti la recupera. Tiddia non avanza perché c'è Cirronis. Muscas ad anticipare Diego Pinna. E poi a guadagnare la rimessa laterale. Prende posizione difesa della Nuorese, che aveva fatto ovviamente salire i suoi centrali per il calcio d'angolo precedente. Colpo di testa di Cirronis, spizzata che però non favorisce l'inserimento di nessuno. Messa laterale per la Nuorese. Cocco sponda, palla in avanti con De Murtas che di prima fa una gran cosa. Lanos però in vantaggio sia su Giorgi che su Saura. Giorgi va a pressare Lanos, raddoppio anche di Saura. Lanos però con grande esperienza riesce a guadagnare il rinvio dal fondo, facendo rimbalzare il pallone proprio sul corpo di Saura, che era andato a raddoppiare. Caballero, gioco che già ha ripartito nei piedi del centrocampista argentino, adattato oggi a difensore centrale. Lancio, la chiusura di Rantuccio, Cirronis di testa, la mette giù Tiddia, poi Cirronis in netto ritardo, va a prendersi il secondo giallo della partita, il primo per la Villa Cidrese. Netto ritardo, il capitano di oggi della Villa Cidrese, uno dei tanti giocatori di Villa Cidro, ha avuto modo quest'anno di trovare tanto spazio. Scelta societaria di affidarsi soprattutto ai giovani locali, ai giocatori locali, per avere un'identità forte. Può dire altrettanto della Nuorese. Ha tanti nuoresi proprio tra le sue fila. Lancio di Rantuccio per Saura, poi De Murtas, attenzione a Saura che pensa al tiro. Palla alta. Buona chance questa per Maximiliano Saura. 6 gol nella seconda parte di campionato. Più che è arrivato direttamente all'Argentina, quinta divisione argentina, con il Social Atletico Television. Dare una mano alla corsa alla salvezza della Nuorese, che è ancora viva e lo sta dimostrando. Palermo riesce a trovare Diego Pinna in area di rigore. Pinna col sinistro, sbaglia tutto. Colpita male Diego Pinna. Doveva fare sicuramente meglio proprio questa sponda di Palermo.
Cirronis di testa, palla che arriva dalle parti di Cocco, la mette giù il capitano della Nuorese, ancora pallone incollato al suo piede destro, allarga senza forzare per Puddu. Col sinistro Puddu alla ricerca di Saura, chiusura di Lanos, palla che può diventare interessante per De Murtas, allontana Lussu, Palermo e poi Diego Pinna che lancia Muscas. Attenzione a Luca Muscas che ha spazio, uno sguardo in area di rigore, la finta di Muscas col sinistro alla ricerca di Alfarano che ha tagliato dentro, ancora Alfarano in area di rigore, prova a prendere il fondo, gran chiusura di Rantuccio che può far ripartire la Nuorese. Lancio ben letto da Caballero, la colpisce però male di testa, poi arriva Carboni, Saura a lottare su questo pallone dove c'è Lussu in vantaggio, la lascia uscire Lussu, la rimessa laterale però è per la Nuorese. Aspetta rinforzi, squadra di mister Francesco Picconi. Tidia prova ad andare dentro, ha trovato Saura, spalla alla porta, la protegge, Lanos da dietro, attenzione al rimpallo, allontana il pallone Carboni, Palermo la protegge, la sponda per Alfarano, arriva Diego Alfarano, prova ad andare in verticale da Diego Pinna, non l'ha colpita benissimo Alfarano ma arriva anche su questo pallone con Piriotto che prova a proteggerlo e ci riesce, pericolo allontanato. Trovato Cocco con l'esterno per De Murtas, può provare a puntare Caballero, intervento duro di Caballero ma giudicato regolare, poi il lancio per Palermo, palla che passa fuori gioco per Ridwan Palermo, proprio al limite, incrocio tra la linea difensiva e l'attaccante e poi le proteste proprio della panchina con l'arbitro che va a riprendere mister Mannu. Situazione davvero al limite questa sul lancio per Palermo da parte di Caballero. Lancio di Rantuccio direttamente nell'area di rigore della Villa Cidrese, sponda di Saura, poi attenzione a De Murtas. Palla che sfila via dove c'è Chiriti. Rinvio di Aleandro Chiriti, Palermo prova a prendere posizione, chiusura di Rantuccio, palla che si alza, Alfarano la controlla con la mano. Solito Rantuccio a battere queste punizioni, ci ha dimostrato di poter andare molto profondo, giocatore argentino. Palla lunga, chiusura di Lanos, Tidia prova ad andare dentro, palla che non passa, Pirotto, pallone allargato dove c'è Puddu con l'esterno, prova ad andare da Giorgi, la chiusura di Lussu, Giorgi guadagna rimessa laterale, c'è Coccoli vicino, preferisce tornare dietro da Silvio Puddu. Altra palla messa dentro, chiusura di Lanos, Cocco sulla destra, prova a spezzare il raddoppio, Cirronis, Lussu con una finta si libera dalla pressione di Cocco, si appoggia a Cirronis, palla lunga ma non precisa. Peana, lancio di prima intenzione, la tiene in campo Giorgi, no, si alza la bandierina, rimessa laterale stavolta per la Villa Cidrese. Cirronis la controlla col petto, torna da Giacomo Lussu, pressione di Cocco, il rimpallo poi favorisce Cirronis, prende posizione Diego Pinna, spera alla porta, Carboni, lancio per Muscas, troppo lungo, qui anche valutare la posizione eventuale fuorigioco, c'è bisogno comunque, visto che Coccozza ha potuto facilmente controllare con le mani, adesso con i piedi. Invece va al lancio alla ricerca del solito Saura, attenzione al colpo di testa di Lanos che potrebbe favorire proprio Saura sulla pressione di Lussu. Saura va però a commettere fallo su Lussu che resta a terra dolorante. Calcio di punizione per la Villa Cidrese. Mancano 2 minuti e mezzo al recupero di questo primo tempo. Qualche occasione in avvio soprattutto per la Villa Cidrese.
Saura ha avuto forse la chance migliore per la Nuorese calciando alto. Per il resto su un particolare brivido per i due portieri. Muscas, sponda di testa, Palermo a sua volta, attenzione all'intervento di Peana, concede la rimessa alla Villa Cidrese. Muscas aspetta Lussu, alla fine batte il numero 7 proprio per Lussu, la finta di Lussu, spazio per il cross per Palermo che è sul secondo palo, Rantuscio però con una gran chiusura difensiva, anticipa di testa bomber della Villa Cidrese, può ripartire con Pirotto, la Nuorese, lancio troppo lungo però per i suoi attaccanti, direttamente tra le braccia di Chiriti dopo un paio di rimbalzi. Lanos, Lussu, prova ad andare di prima da Muscas. Messa laterale per la Villa Cidrese. Pinna non riesce a trovare Palermo, altra palla alzata, altro duello aereo con Saura che prova a metterla giù. C'è Cocco che va alla ricerca del taglio di De Murtas, allontana Caballero, Palermo bella la sponda di testa, Pirotto però anticipa Alfarano, altra palla allargata dove c'è Cocco, prova il numero su Cirronis che va a stendere Cocco, deve stare attento Cirronis perché è già ammonito, arbitro che però non reputa da cartellino questo intervento di Cirronis, arbitro che invece reputa che può bastare così per quanto riguarda il primo tempo di Villa Cidrese e Nuorese, squadre che tornano negli spogliatoi sullo 0-0 senza recupero. Adesso noi andiamo in fascia pubblicitaria, poi torniamo in diretta dal comune di Villa Cidro per il secondo tempo. Se non basta, se non basta per cercare 3 gol. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.
Io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Amici di Directa Sport, con le immagini siamo tornati in diretta dal comunale di Villacidro, sempre 0-0 tra Villacidrese e Nuorese, 36esima giornata del campionato di eccellenza, la terzultima di campionato, tratta della penultima per la Villacidrese che nel prossimo turno osserverà il turno di riposo, poi giocherà l'ultima gara del campionato qui contro il Budoni, un match che potrebbe decidere le sorti del campionato. Villacidrese che riparte con Chiriti tra i pali, Pittau, Caballero, Lanos e Lusso in difesa, Cirronis, Carboni a centrocampo, Muscas a sinistra, Alfarano a destra, Diego Pinna è entrato al posto di Liliu a supporto di Ridwan Palermo che darà il via al secondo tempo. Nuorese che invece riparte con i primi 11, vuol dire Coccozza tra i pali, Puddu a destra, Peana, Rantuccio, i due difensori centrali, terzino sinistro Antonino Piriotto, poi in mezzo al campo Animo Bono e Tiddia, Giorgi a destra, De Murtas a sinistra, con Fabio Cocco a supporto di Maximiliano Saura. Villacidrese che riparte con l'esterno di Palermo, Muscas forse in fuorigioco, Pinna non lo osserva, allarga il gioco dall'altra parte dove c'è Alfarano, buono l'aggancio, può provare a guadagnare metri Diego Alfarano, se ne va ma viene fermato dalla buona chiusura di De Murtas che è venuto a dare una mano, poi De Murtas palla al piede, mezzo al campo, Saura, l'appoggio dietro per Animo Bono, la finta di Animo Bono a mandare a vuoto Lanos, ha lasciato un po' scoperta la difesa, sceso Cirronis a coprire il buco, poi il fallo commesso da De Murtas, calcio di punizione per la Villacidrese che ha già effettuato un cambio, dicevamo, con l'ingresso di Diego Pinna
al posto di Liliu, a disposizione di Mister Mannu, ancora Ardau, Zaccheddu, Aru, Bruno, Virdis, Charrierbi e Matteo Pinna. Farano mette giù un gran pallone nel frattempo, viene a giocarlo in mezzo al campo, altra chiusura, può ripartire la Nuorese che invece in panchina ha il secondo portiere Edoardo Scarcella, Di Nardo, Spina, Mastio, Dem, Nicol, Moro, Donantini e Solinas. Attenzione alla Nuorese però che prova ad affondare, Cocco, le finte, ancora Cocco, Caballero resta il tunnel, però non trova nessun compagno. Questa è una grande occasione per Fabio Cocco, come sempre formidabile, palla al piede, il capitano, la bandiera della Nuorese. Palla tagliata di Tidi, allontanata dalla difesa della Villa Cidrese che non riesce a ripartire, forse lo fa ora con Lanos, il lancio per Alfarano, guardate dove è uscito Cocozza e non ha paura della pressione di Alfarano, prende però il sicuro e va direttamente in tribuna. Messa laterale per la Villa Cidrese, Diego Pinna viene incontro, Alfarano lì in appoggio, non lo serve Diego Pinna, si porta fuori il pallone. Lancio lungo con la chiusura di Caballero di testa, c'è TD si disturba un po' con Pirotto, alla fine la Nuorese perde anche il pallone, duella Alfarano, Carboni la alza direttamente in tribuna. Caballero, altro pallone alzato, il rimbalzo con Animo Bono che prova a controllarla, Cirronis va a commettere fallo proprio su Andrea Animo Bono. Punizione già battuta, Cocco in verticale da De Murtas, pensa quasi al tiro De Murtas, Carboni e Cirronis sul numero 9, Alfarano non riesce a ripartire e neanche a guadagnare la rimessa laterale. Rimessa laterale battuta dalla Nuorese, forse qualche metro più indietro rispetto a dove è uscito il pallone. Cocco palleggia, prova a superare la pressione di Carboni, non ci riesce. Cirronis, Palermo, come prende posizione Palermo e come si gira, poi lancia Muscas nello spazio, attenzione a Muscas, la finta di Muscas che se la porta sul destro, rientra Peana, gran chiusura quella di Andrea Peana, poi a terra dolorante Muscas con l'arbitro che forse dovrebbe fermare il gioco, alla fine è Giorgi a buttare fuori il pallone e il giallo per Peana che è andato a commettere fallo su Palermo, ok, quindi il cartellino per il fallo su Palermo a palla lontana mentre Muscas stava andando, poi Peana è stato bravo ad intervenire e a fermare Muscas lanciato a rete. Su quel contrasto forse ha messo male il piede o la caviglia Luca Muscas. Dovrebbe essere solo una botta, almeno si augura Mister Mannu che ha già dovuto fare a meno di Liliu nel corso di questa gara, proprio in avvio, una quarantina di secondi, contrasto, dolore alla spalla, zoppica Muscas con Lussu, batte la rimessa laterale e Palermo che sportivamente restituisce il pallone a Lorenzo Cocozza, Nuorese che riparte da Rantuccio, il lancio dell'argentino. La ricerca del connazionale Saura, palla che scorre dove c'è tanta altra Argentina, la coppia di centrali Caballero e Lanos, ma soprattutto il portiere Chiriti che controlla con le mani il pallone, può far ripartire adesso, lancio rischiato un po' sulla pressione di Saura, Palermo di ingaggiare il duello di testa, poi Alfarano, Pinna non riesce a passare, rimpallo sfavorevole a Diego Pinna, rimessa laterale per la Nuorese. Ultimo a toccare il numero 16 Carboni, attenzione a Cocco, Giorgi larghissimo dall'altra parte, molto stretta, molto compatta la Villa Cidrese, tutta sul lato del pallone, molto largo invece Luca Giorgi sulla destra, mentre il gioco si sviluppa
sul lato opposto. Attenzione a Tiddia, vediamo se va alla ricerca proprio del numero 8, la mette giù Giorgi, arriva Lussu in chiusura, si accentra Giorgi, Muscas a vuoto, non trova il pallone, trova la gamba, calcio di punizione da zona interessante e cartellino giallo per Muscas. Torna in parità il conto dei falli e dei cartellini. Tiddia e Peana ammoniti per la Nuorese, Cirronis e Muscas ammoniti per la Nuorese, che inizia a mandare a scaldare diversi giocatori. Cocco e Peana sul punto di battuta, 3 uomini in barriera per Chiriti. Punizione interessante per una battuta diretta in porta di Cocco. Forte in mezzo Cocco, palla che sfonda la barriera, deviazione di Muscas, calcio d'angolo per la Nuorese. Calcio d'angolo battuto all'indietro, tocco di ritorno per Cocco, posizione regolare, la finta di Cocco De Murtas con il destro sul secondo palo. Caballero aspetta il pallone esca sul fondo, si può allora ripartire dal rinvio lungo di Chiriti. Cirronis di testa, palla che sfila sulla corsia di sinistra della Nuorese. Pirotto va ad avanzare, arriva anche De Murtas, Carboni non va in avanti, continua a gestire il possesso sulla pressione di Animo Bono, trova lo spiraglio per seguire Pittau, poi Cirronis in verticale su quella traiettoria, però c'è Tiddia, prova a lottare Pittau, ma il possesso resta per la Nuorese, poi Carboni, intervento falloso questo di Luca Carboni, si lamenta sostenendo di aver preso il pallone, intervento comunque abbastanza duro, quello del centrocampista algherese. Solito Cocco sul punto di battuta, da fermo va praticamente quasi sempre il numero 10, anche se qui in realtà gliela tocca Rantuccio, poi in realtà si dovrà ripartire visto che l'arbitro ha fermato il gioco per andare a riprendere attaccanti della Nuorese e difensori della Villa Cidrese su questa situazione. Stavolta potrà andare direttamente al cross Cocco. Forse è pronto ad entrare Bubadem, Peana la tocca corta per Cocco, guadagna metri e va il cross interessante per Rantuccio, palla che si alza ma Chiriti senza particolari problemi. È una palla che poteva essere sicuramente sfruttata meglio dai saltatori della Nuorese. Chiriti l'ha controllata senza particolari problemi, Lussu torna proprio dall'argentino con il piede debole, va al rilancio lungo, Tiddia di testa, palla che rimbalza dove c'è Carboni che ha preso posizione sulla pressione di Giorgi, appoggio dietro per Lussu, rischia con un dribbling, trova Diego Pinna, dribbling su Animo Bono, la tiene in campo Diego Pinna, no, si è alzata la bandierina, qualche dubbio, ad essere onesti su questa situazione, mentre la Nuorese ne può approfittare per fare il primo cambio della sua partita. Chiama a gran voce l'assistente, ma quasi ignorata la panchina della Nuorese. Intervento di Carboni, altra palla fuori, continua a chiamare il cambio alla panchina della Nuorese. Adesso finalmente se ne è accorto Antonio Carbini. Entra con il numero 16 Bubadem. Arbitro che va invece a rimproverare la panchina della Nuorese perché Bubadem non era pronto, adesso è pronto ad entrare.
È uscito con la maglia numero 8 Luca Giorgi, un Dem che è andato a piazzarsi proprio lì sulla destra dove stava agendo il classe 2003. Palla allontanata da Peana direttamente sul tetto della tribuna. Non riesce a guadagnare spazio la Villa Sidrese, andare al rinvio. Lorenzo Cocozza. Qui a terra Saura e Lanos, gioco che prosegue. Cerca di andare subito da Bubadem. Palla alzata da Pirotu che potrebbe favorire Muscas. Peana si deve impegnare Pud per tenere in campo il pallone. Ci riesce ma non trova Dem. Cirronis, Carboni, Palermo. Fa sfilare Ridwan Palermo, non sappiamo quanto volontariamente. Difesa la Nuorese che prova a ripartire con il lancio lungo, il fallo poi di Saura su Carboni. Gol che arrivano dagli altri campi, vantaggio per 2-0 del Latte Dolce contro l'Iglesias, risultato che darebbe in questo momento il primo posto solitario alla formazione sassarese. Mentre avanza la Villa Sidrese, il cross per Palermo di testa. È sempre Ridwan Palermo a trovare la rete per la Villa Sidrese. Colpo di testa dell'1-0, si sblocca il match al Comunale con il 23esimo gol in campionato del bomber argentino. Beccato benissimo da questo cross dalla destra. Trova il gol che gli garantirebbe in questo momento il primo posto nella classifica marcatori, agganciando Caddeo ma agganciando anche Meloni che ha trovato il gol nel match del Budoni alla Nusei. 2-2 per il momento la sfida, motivo per cui dicevamo che Latte Dolce sarebbe in questo momento capolista solitaria. Con lo 0-0 invece il Ghilarza contro il Bosa, sfida che è iniziata alle 4:30. Rimessa laterale per la Villa Sidrese. Gol che è arrivato dunque anche qui a Villa Cidro. Tra il 2-2 tra Lanusei e Budoni, c'è anche il 2-1 del Sant'Elena sull'Arbus. Degli altri match sullo 0-0. Lancio per Saura, colpo di testa di Caballero, forse anche commettendo fallo, non secondo l'arbitro. Può ripartire la Nuorese che adesso deve reagire dopo lo svantaggio. Squadra che ha dimostrato di essere più che viva in quest'ultima parte di stagione. La Nuorese ha voglia di tenere la salvezza. Colpo di testa di Saura, allontana il pallone Lanos. Cocco insiste la Nuorese per via centrali dove c'è TD con l'esterno. TD ha trovato Cocco, prova a liberare spazio per il destro. Fallo di Cirronis su Fabio Cocco. Punizione da una mattonella più che interessante per la Nuorese. Vittoria del Sant'Elena sull'Arbus che tra l'altro rivoluziona un po' anche la situazione in coda. Sant'Elena che in questo momento andrebbe a giocarsi il play out con il Lanusei.
Davvero un finale di stagione tra promozione diretta e zona salvezza, tutto da vivere con Directa Sport. Mentre vedrete è iniziato a scendere la pioggia a Villa Cidro, punizione interessante con Cocco sul pallone. Parte Fabio Cocco! C'è il pareggio della Nuorese con la magia del solito Fabio Cocco. Non ha perdonato stavolta, direttamente su calcio di punizione. Pareggia la partita la Nuorese e 1-1. Settimo gol in campionato per Fabio Cocco, che ha subito riportato in parità la sfida del Comunale. Muscas, provare a controllare il pallone in zona Pozzanghera. Rimessa laterale per la Nuorese. Palla lunga per Dem, Cirroni sa braccare il giocatore gambiano che viene in mezzo al campo. Per vie centrali va da Cocco, sterzata su Carboni, arriva anche Alfarano da dietro a rimontare in modo falloso Fabio Cocco. Questo sta salendo in cattedra, sta provando a prendere per mano, a trascinare la Nuorese. Peana sul punto di battuta, palla alla ricerca di Dem, la mette giù con il petto, prova ad accentrarsi Bubba Dem, cambia tutto alla ricerca di Cocco, c'è Alfarano che rimedia al controllo difettoso del capitano della Nuorese e prova a far ripartire la Villa Cidrese. Cambio di gioco dove c'è proprio Alfarano di Muscas, la tiene in campo Alfarano ma permette il recupero di De Murtas. Animo Bono in verticale proprio da De Murtas, ha spazio il numero 9 della Nuorese, prova a prenderselo, c'è Carboni sulle sue tracce, ancora De Murtas, le finte con il corpo, trova lo spiraglio per mettere dentro un pallone però non troppo forte. Facile la chiusura della difesa della Villa Cidrese che va a concedere la rimessa laterale. Animo Bono riallarga nuovamente il gioco, attenzione al cross per il colpo di testa di De Murtas che sbaglia direzione d'impatto. Poi allontana la difesa della Nuorese della Villa Cidrese con Palermo che riesce ad anticipare la difesa della Nuorese. Alfarano invece non brillante oggi come al solito, concede la rimessa laterale. Cocco prende posizione, braccato da Carboni, fermato stavolta in modo regolare. Diego Pinna fermato da Peana, poi c'è il fallo di Diego Pinna. Calcio di punizione per la Nuorese. Già battuto. Dem prova a prendere campo. Dem pensa al tiro col sinistro. Palla alta sopra la traversa di Chiriti. Ha provato però Bubba Dem. Esploso proprio con mister Picconi che l'aveva lanciato ai tempi dell'Ololai e dello Oniferese. Invio del solito Chiriti. Palermo e Cirronis entrambi a vuoto di testa. Torna Palermo e con la coscia riesce a metterla giù, poi la ricolpisce Puddu, palla alzata dove c'è Cocco. Alfarano rimonta da dietro, ancora Alfarano a duellare con Cocco, ultima a toccare il numero 10 della Nuorese, messa laterale per il numero 10 della Villa Cidrese. Alfarano poi la lascia a Pittau. Palermo con il tacco, Diego Pinna prova a girarsi, complicato uscire da lì. Nuorese che dovrebbe forse ripartire anche da Coccozza, si va invece in avanti. Se si trova Fabio Cocco si va sempre sul sicuro. Palla poi riallontanata dove c'è Cirronis, duello con Animo Bono che interviene in maniera pericolosa, calcio di punizione indiretto per la Villa Cidrese.
Carboni, lancio, una zona dove c'è solo Rantuccio che però la rimette a disposizione di Alfarano. Altra palla alzata con Saura che riesce a trovare Dem, prova ad avanzare Dem, Lanos si deve aiutare con le mani, alla fine però il rimpallo favorisce nuovamente Dem che trova la sterzata, ancora palla al piede Dem, con l'esterno la lascia a Cocco, trova il corridoio per lanciare Animo Bono, palla leggermente lunga, c'è Pitao in chiusura, poi Animo Bono in scivolata non riesce a fermare l'avanzata. Carboni a ricevere, a cambiare alla ricerca di Muscas, attento Puddu in chiusura, ancora Dem per vie centrali, Carboni a stendere Dem, calcio di punizione per la Nuorese. Lancio di Cocco, Murtas si è lasciato andare giù, un po' troppa facilità con questo contatto con Pitau, c'è Chiriti, controlla facilmente con le mani e va al solito lancio per Palermo, solito duello con Rantuccio, arriva Carboni sulla seconda palla, palla alzata per Alfarano, la posizione è irregolare di Diego Alfarano, fuori gioco. Tidia, Puddu, cambia tutto. Silvio Puddu, Animo Bono di testa, De Murtas, torna dal numero 7, palla allargata per Cocco che continua a svariare su tutto il fronte offensivo, ancora Cocco, cambio gioco per Dem, palla che rimbalza e favorisce il controllo del Gambbiano, può provare a puntare Lussu, ancora Dem, serie di finte, arriva anche Cirronis, rimpallo che potrebbe forse favorire Puddu che non ha avuto la forza di entrare in area di rigore, la Cidrese che può ripartire con Palermo, grande sterzata su Peana, cerca anche il numero su Puddu, poi Palermo va a spendere il fallo proprio su Silvio Puddu. Punizione affidata al solito Fabio Cocco, autore del gol dell'1-1. Dem la mette giù con il tacco a memoria per Cocco, largo sulla destra, sterzata di Cocco, contro sterzata di Cocco, Lussu non ci casca due volte e in scivolata va a chiudere. Carboni, il lancio dove c'è Diego Pinna, il controllo, sovrapposizione di Muscas, Pinna prova a proteggere questo pallone, la tiene in qualche modo in campo, si va da Carboni che potrebbe anche cambiare tutto, invece va da Muscas, il rimbalzo però non favorisce il numero 7, rimessa laterale per l'Anmorese. Si smarca Cocco per ricevere, scambia con Puddu, palla alzata dove c'è Dem, colpo di testa di Lanos, può favorire Palermo, buona la spizzata per Alfarano, il rimpallo favorisce Cocozza. Altro lancio lungo del portiere Lanuorese, controlla De Murtas, Carboni prova a prendere posizione, si gioca per il vantaggio, cambio gioco dove c'è Dem, la mette giù con il petto Buba Dem, prova ad avanzare, poi l'intervento di Diego Pinna ma si continua a giocare con Cocco che riceve larghissimo sulla destra, il cross di Cocco interessante, palla che però viene intercettata dalla difesa della Nuorese, poi della Villa Cidrese, poi intervento duro su Lussu che resta a terra dolorante. Riparte con il rinvio di Aleandro Chiriti. Cironis a vuoto di testa, Cocco ma ancora da Dem, è entrato benissimo Buba Dem che qui prende il tempo a Lussu, si aiuta troppo con le mani
C'è il fallo dell'attaccante, dell'unico subentrato fin qui della Nuorese, però pronto il secondo cambio dentro l'altro gambiano Abdulì Nicol, maglia numero 17 per lui. Esce con il numero 4 Alberto Tiddia. Secondo cambio con l'ingresso di Dem. Alfarano in area di rigore. Alfarano prende il fondo, c'è la chiusura. Partirà col rinvio dal fondo. Altra palla alzata per la corsa di De Murtas. Interviene Lanos. Calcio di rigore. Giudicato falloso l'intervento di Agustin Lanos su De Murtas. E Nuorese con il pallone per ribaltare il risultato. Pallone che si è preso Abdulì Nicol appena entrato, poi lo lascia. Sembra Peana, dovrebbe essere lui l'incaricato a battere il penalty, mentre continua a protestare la Villa Cidrese. Lanusei nel frattempo avanti 3-2 sul Budoni. Testimoniare che nulla è scontato in questo finale di stagione. Sarà Peana per andare dal dischetto. Peana contro Chiriti. Pregano i giocatori della Nuorese nell'altra metà campo. Rigore decisivo questo per la corsa a salvezza della formazione verde-azzurra. Parte Peana, Chiriti non ci arriva, la Nuorese è avanti a Villa Cidro 2-1 con la trasformazione dal dischetto di Andrea Peana. Glaciale, Chiriti aveva intuito, non è bastato però per evitare il 2-1. Risultato che pesa questo, che va a rivoluzionare ulteriormente la classifica. Lì dietro dicevamo del vantaggio del Lanusei. Nel frattempo è andato a richiamare la panchina nuorese, che è entrata in campo a festeggiare. Si riparte, un quarto d'ora ancora per il finale di partita. Il lancio di Lussu con Pinna che va a lottare. Adesso Nuorese che ovviamente ha preso anche dal punto di vista emotivo la partita. Qui si incattivisce anche in modo insensato, ma posto in palio è importante per entrambe le squadre. Diego Pinna a controllare, sovrapposizione di Lussu. Diego Pinna prova a servire il numero 3, invece è Puddu con grandissima astuzia trovare la rimessa laterale. Adesso Nuorese che aggancerebbe il Sant'Elena. Lanusei che sarebbe fuori dalla zona play-out. In questo momento il play-out se lo giocherebbe la Nuorese con i punti. Davvero una bagarre lì dietro, con Alfarano che mette giù il pallone nel frattempo.
Villa Cidrese che, se dovessero finire così le partite, sarebbe comunque salva, perché avrebbe 7 punti di vantaggio sulle punti a 2 giornate dalla fine del campionato. Sono 6 sempre sulla Lanusei, ma la Lanusei in questo momento sarebbe salvo. Alfarano, c'è la chiusura con la rimessa laterale a favore della Villa Cidrese. Saura, altra palla alzata direttamente in tribuna. Avanti anche la Tarros 1-0 contro il Taloro Gavoi. Avanti il Bose invece 1-0 a Chilarza. 3-0 tra Lipunti Ossese, Monastir Calangianus, Sant'Edoro Portonotondo e Carbonia. Palla messa dentro, Animo buona, attenzione al rimpallo che stava per favorire Alfarano, poi prova a spingere Lanos. Muscas dentro da Palermo, tolto un po' fuori tempo, Ridon Palermo su questo pallone in verticale, poi deve andare a mettere pressione a Lorenzo Cocozza in modo tale che possa accelerare i tempi dalla ripresa del gioco. Lancio lunghissimo di Cocozza con Saura che non riesce a controllare. Caballero allontana. Fuori gioco che non viene sanzionato perché gli attaccanti della Villa Cidrese sono disinteressati al pallone. E attenzione ad Alfarano, il cross di Alfarano, palla buona per Palermo, rimbalza dove c'è Muscas, può rimetterla in mezzo Muscas, prende il fondo, palla deviata con Palermo anticipato. Lussu, spazio per Giacomo Lussu, spazio che viene chiuso poi da Pud che va a concedere il calcio d'angolo. Villa Cidrese che non ci sta, vuole provare a rimettere in parità la partita, vuole essere padrone del proprio destino la squadra di mister Mannu. Cross per il colpo di testa di Diego Pinna, Cirronis, Alfarano, la finta, la sterzata, Alfarano col sinistro sul fondo. Altro cambio per la Nuorese, pronto ad entrare con il numero 13 Gabriele Di Nardo. Mentre è a terra un giocatore della Nuorese, dovrebbe trattarsi di De Murtas, vediamo se sarà proprio lui ad uscire. Confermiamo l'uscita di Alessio De Murtas per fare spazio a Gabriele Di Nardo. Terzo cambio per la Nuorese, Villa Cidrese che invece non effettua sostituzioni. Tratto Diego Pinna a inizio gara per l'infortunato Liliu. Mister Mannu non ha messo mano alla panchina. Dem per vie centrali, intervento in scivolata di Caballero sul pallone. Diego Pinna fa ripartire Muscas, palla che si arresta dove c'è la Pozzanghera, ne approfitta Muscas che però incespica un po' proprio in quella zona. Poi attenzione all'intervento falloso su Diego Pinna, calcio di punizione interessante per la Villa Cidrese. Trovare il punto esatto della battuta. Alfarano sul punto di battuta, salgono i saltatori, area affollata, tutta la Nuorese a difendere il 2-1. Cross di Alfarano, interessante per Cirronis che non riesce a intervenire, poi Palermo! C'è il fuorigioco di Ridwan Palermo, gol annullato. Anche un cartellino giallo per Lanos per protesta, immaginiamo. Chiamata difficile ma che probabilmente ci stava, questa di Palermo che
Panno col dito, però dopo il colpo di testa di Cirronis, Palermo era proprio lì solo in area piccola. Sicuramente da rivedere con i nostri highlights. Quel che è certo è che si resta sul 2-1 per la Nuorese. Dem, Cirronis, poi Di Nardo a dare un po' di freschezza lì davanti, numero 13. Sarà Chiriti a lanciare lungo, c'è ancora tanto da giocare, una decina di minuti, poco meno al recupero. Attenzione a questo pallone alzato che potrebbe favorire Muscas, la lascia rimbalzare Muscas, entra in area di rigore, Puddu sulle sue tracce, Muscas con la sterzata, altra finta di Muscas che vuole andare sul mancino e se la porta sul fondo. Avrebbe forse potuto affondare con il piede debole Luca Muscas. La prima finta aveva mandato fuori tempo Silvio Puddu, non si è fidato, ha voluto forzare per forza sul mancino. A quel punto Puddu è riuscito a recuperare la posizione, poi anche Muscas non è stato perfetto nel controllo. Il rinvio di Cocozza, Caballero ultimo a toccare, rimessa laterale per la Nuorese. Attenzione a Cocco, pensa al tiro, palla alta. Eccolo qui, pronta ad entrare Aru. Esce Diego Pinna, è entrato il primo tempo al posto di Liliu. Attacco più fisico adesso per la Villa Cidrese con l'ingresso di Aru. Colpo di testa di Di Nardo, prova a puntare Pittau. Alfarano sulla destra, tocco in verticale proprio per Aru. Duello con Rantuccio, ultima a toccare l'argentino della Nuorese, rimessa laterale per la Villa Cidrese. Alfarano va da Aru, la protegge col fisico, si appoggia dietro da Pittau, si accentra sul mancino, parte il cross interessante di Pittau, si è inserito Cirronis e qui ad avere la peggio poi è stato Peana, ha subito un bel colpo sull'uscita di Cocozza. Terra dolorante anche il portiere della Nuorese, gioco che si ferma. Immaginiamo a questo punto un recupero abbondante. L'arbitro invita il portiere della Nuorese a rialzarsi. Frattempo pareggio del Budoni, 3-3 con il Lanusei, sempre 2-0 del Latte Dolce in casa dell'Iglesias. Raddoppio della Tarros contro il Taloro Gavoi. Sempre 0-0 Liputi Ossese, Monastir Calangianus e San Teodoro Porto Rotondo Carbonia. Rinvio lungo di Cocozza, palla che rimbalza ed esce fuori, rimessa laterale per la Villa Cidrese che ha poco meno di 4 minuti più recupero.
Di Nardo, palla che favorisce Nicol, avanza e allarga per Pudu, ne ancora Silvio Pudu che prova a tornare da Nicol, c'è la chiusura di Lussu che poi qui va a spintonarsi con Pudu, ammonito Silvio Pudu ma ammonito anche Lussu. Continuano a piovere cartellini. Cartellini numero 6 e 7 della partita. Panchina della Nuorese che si lamenta dicendo che Lussu è già ammonito, ma non ci risulta assolutamente. Infatti l'arbitro lascia proseguire anche Cocco, dialogare, rinvio di Chiriti, Muscas di testa, no, arriva Pudu, poi Nicol sul corpo del compagno Dem, rimessa laterale per la Villa Cidrese che vuole spingere in questo finale, a caccia del pareggio. Ridwan Palermo, Lussu, poi Lanos prova ad andare in verticale direttamente sul fondo. Anzi, rimessa laterale. Possibilità allora per andare a pressare per la Villa Cidrese. Pudu con le mani, dove c'è Cocco, una sicurezza, la sponda nuovamente per Pudu che va a lungo, attenzione al taglio di Di Nardo, Chiriti l'aspetta lì con le mani e fa ripartire Pitau sul lato opposto. Di Nardo però è fresco, va subito a mettere pressione a Pitau che va lungo dal Farano, anticipato da dietro da Piriottu. Messa laterale per Villa Cidrese, mentre forse è pronta la segnalazione del recupero, manca ancora un po'. Lussu, il cross col sinistro, incerto Cocozza che poi fa una gran parata ed evita il gol del pari a Palermo. Questa era davvero una gran chance. Attenzione dal Farano, sul primo palo Cirronis a vuoto, palla che sfila dove c'è Carboni, Pitau senza copertura, prova a rimetterla dentro con Palermo che prende posizione, la mette giù, sterzata di Palermo, arriva Muscas sul primo palo, vola Lorenzo Cocozza, palla che non è uscita, Peana ancora a spingere la Villa Cidrese, allontanare il pericolo della Nuorese, a provare a fiondarsi in contropiedi, Dem, Chiriti, l'aspetta, rischia con i piedi, palla dove c'è Saura, arriva Carboni, Lussu prova ad andare in verticale da Cirronis, chiusura e rimessa laterale Villa Cidrese. Può andare Lussu con le mani alla ricerca di Aru che prende posizione, si gira su Pudu, contatto regolare, Peana ancora ad allontanare il pericolo in tribuna, saranno 4 i minuti di recupero. Lanos, Caballero rischia tantissimo, Cocco per un pelo non gli scippa il pallone, alla fine arriva anche Dem, colpo di testa di Nardo a tenere vivo il possesso per la Nuorese. Confermati 4 di recupero, alla ricerca di Cocco, Lussu da dietro lo anticipa, poi Animo Bono ad allontanare il pallone direttamente in rimessa laterale. Giocherà fino al 49esimo. Lanos, Carboni, Pitau prova ad avanzare, tutto col mancino, Palermo con un gran movimento riesce a liberarsi dalla pressione di Piriottu, poi va dall'altra parte dove c'è Cirronis, ancora Cirronis, avanza, arriva Muscas che è in fuorigioco, calcia alto, ma era comunque oltre. Luca Muscas, avesse lasciato proseguire a Palermo sarebbe stato tutto buono.
Cocoz al rinvio lungo, c'è Lanos che si è sganciato, prova a dare una mano anche Muscas, altra palla alzata dove c'è il colpo di testa di Di Nardo che può favorire Dem, larghissimo Dem, potrebbe anche andare alla bandierina, preferisce accentrarsi con Lusso che interviene, poi invita il suo avversario a rialzarsi. Con questa partita nuorese che affronterà Ghilarza il sabato prima di Pasqua e Monastir in trasferta nell'ultima gara di campionato. Cidrese che invece osserverà un turno di riposo, giocherà qui contro il Budoni, una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del campionato. Cocco in fuorigioco. Lanos, lancio lungo alla ricerca di Aru, finisce a terra Aru, ha commesso lui il fallo. Punizione per la nuorese che può dunque prendere fiato in un finale di sofferenza. Peana al rilancio lungo, palla che esce in rimessa laterale, deve arrivare un pallone. Carboni, lancio alla ricerca di Palermo, c'è la chiusura, poi arriva Cirronis da dietro a commettere fallo, punizione che ossigeno puro per la nuorese che aspetta solo il triplice fischio. Cantuccio va a lungo, un Cocco che la tiene lì, palla che Caballero salva ma regala nuovamente a Cocco, vuole andare vicino alla bandierina, Alfarano a dare una mano, palla che è uscita in rimessa laterale su segnalazione dell'assistente. Siamo agli sgoccioli del match, vediamo se l'arbitro concede un'ultima occasione, ci sarà tempo per un'ultima occasione della Villa Cidrese che va da Chiriti. Il lancio lungo di Chiriti favorisce Carboni, non c'è più tempo, la nuorese vince a Villa Cidro 2-1 in rimonta. La rete di Palermo ad aprire le marcature, la punizione di Cocco, il rigore di Peana a regalare 3 punti d'oro alla nuorese nella corsa a salvezza. Io ringrazio Francesca Cassini per le immagini, da Roberto Carta è tutto, l'augurio di una buona serata con Directa Sport.